Ci troviamo oggi nella casa di padre David Maria Turoldo, dove da 6 anni organizziamo una mostra di presepi dedicata a mio figlio Molaro Samuele, che è prematuramente scomparso all'età di 15 anni in seguito a una grave patologia oncologica. L'idea era nata da papà Giampiero 6 anni fa, subito dopo il nostro lutto, pensando appunto di trasformare il nostro dolore in una iniziativa gradita a Samuele, in quanto lui già da piccolino partecipava a questa mostra che veniva allestita sempre qui a casa Turoldo, e per 2 o 3 anni aveva esposto le sue piccole creazioni, e abbiamo pensato di fargli questo regalo. Oltre a questo abbiamo pensato che si poteva anche fare qualcosa per aiutare le persone in difficoltà, e quindi siamo giunti alla 5ª edizione. Ogni anno le persone che vengono a visitare la mostra sono libere di donare una piccola offerta in favore del CRO, che rimane, diciamo, come associazione fissa ogni anno, e un'altra associazione che di volta in volta viene cambiata ogni anno. Quest'anno è dedicato all'associazione La Pannocchia di Codroipo. Siamo giunti quest'anno alla 5ª edizione della Mostra dei Presepi dedicata a Samuele Molaro. Buon Natale Samuele. Io come persona, come cittadina, come amica di Antonella e della famiglia ho partecipato tutti gli anni sia all'inaugurazione della mostra e poi anche alla serata conclusiva che si tiene in occasione del compleanno di Samuele il 21 gennaio. Quest'anno ho partecipato all'inaugurazione di questa mostra di presepi come primo cittadino del comune di Sedegliano, ma voglio esprimere davvero un ringraziamento a Antonella per quello che rappresenta per me come donna, come persona e poi anche come primo cittadino del comune di Sedegliano. È un esempio veramente di donna coraggiosa, di donna forte, che ci ha insegnato che di fronte alle difficoltà c'è sempre il modo per risollevarsi e per comunque andare avanti. Antonella, come sappiamo, ha perso prematuramente Samuele e poi purtroppo ha perso anche Giampiero. Lei comunque è stata capace di trasformare questo dolore in qualcosa di positivo. Infatti lei continua ad organizzare questa mostra di presepi e addirittura riesce a pensare agli altri, riesce ha voluto destinare la raccolta di fondi che ci sarà dalle persone che verranno quindi a visitare questa mostra a favore dell'area giovani del CRO di Aviano e a favore anche dell'associazione Pannocchia di Codroipo. Quindi esempio davvero di generosità e di solidarietà, perché è riuscita ad organizzare questa mostra pensando davvero agli altri, alle altre persone. Questa rassegna di presepi fatta nella casa natale di padre David Maria Turoldo ha un significato ancora maggiore, perché legandoci proprio ai messaggi, alla predicazione, alle idee che ha sviluppato padre David, proprio rispetto ai più umili, rispetto ai poveri, al messaggio evangelico legato alla natività, quindi al Natale, trovandoci proprio in casa Turoldo, questa rassegna acquista ancora maggiore rilevanza, maggiore importanza e è legata soprattutto anche al fatto di poter aiutare, a dare una mano alle persone che hanno più necessità, più bisogno. E questo è legato ovviamente al pensiero di padre Turoldo, che era sempre rivolto ai più deboli, ai diseredati, al messaggio chiaramente evangelico dei più poveri. La Pannocchia quest'anno ha avuto così la possibilità di assecondare una richiesta che ci ha fatto Antonella per partecipare con il presepio della Pannocchia a questa rassegna presepi, anche perché dà la possibilità ai visitatori, e speriamo che vengano tantissimi a visitare questa rassegna fatta da una molteplicità di presepi, oltre 150, e quindi speriamo che le persone che vengono pensino anche a ricordare che la Pannocchia, per il servizio che svolge, ha l'esigenza di avere qualche risorsa per poter fare le attività per i disabili che ospitiamo nelle nostre strutture.
strutture. Quindi ringrazio davvero la famiglia Molaro per questa iniziativa. Noi come amministrazione comunale abbiamo ovviamente collaborato con la famiglia Molaro e col centro studi Padre David Maria Turoldo. Abbiamo messo a disposizione la casa di Padre David Maria Turoldo proprio per poter allestire questa mostra e per dare la possibilità alle persone di venire a visitare la mostra e quindi di portare avanti il ricordo di Samuele, ma anche la possibilità, abbiamo dato la possibilità alle persone di venire a visitare questa casa. Quindi tra gli eventi che il Comune ha organizzato quest'anno, grazie anche al contributo che la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso al Comune di Sedegliano, ma a tutti gli altri comuni che hanno fatto richiesta, abbiamo inserito questo evento tra tutti i numerosi eventi che quest'anno abbiamo organizzato. Abbiamo voluto mantenere le tradizioni ormai consolidate all'interno delle singole frazioni del Comune, ma abbiamo voluto valorizzare inserendo e quindi proponendo dei momenti di aggregazione a favore soprattutto dei bambini, proprio per valorizzare questi momenti di socialità, di aggregazione, per dare la possibilità alle persone di stare insieme.